Buonasera a tutti, abbiamo qua il piacere e l'onore di avere come nostro ospite alla Torre del Gusto il regista Francesco Lama, reduce dalla sua ultima fatica cinematografica I Siciliani, che sarà in onda nelle sale cinematografiche insomma al più presto. Abbiamo riscontrato grandissima soddisfazione per quanto riguarda critiche e pubblico, Francesco. Che cosa, appunto, cos'è questo per te? Cosa significa per te? Intanto vi ringrazio per avermi ospitato in questo posto meraviglioso, bellissimo. Posso invitare persone a venire a Castel di Tusa, alla Torre del Gusto, bellissimo, un posto suggestivo. E questo si riallaccia sempre al tema del mio film, perché anche nel film si parla di posti belli, si parla di Sicilia. Allora, tu hai parlato di questo, diciamo, questo tuo paese che ti è rimasto nel cuore, anche se tu vivi a Roma da tantissimi anni, che è Naso, il tuo paese di origine, e quindi comunque abbiamo visto che anche parte del cast è stato scelto a Capodorlando, tra Capodorlando e Naso, e anche questo ragazzo Ignazio Bonaventura, diciamo, ecco, è un ragazzo di Galati che poi alla fine comunque sarà, diciamo, sta parlando di uno spaccato della Sicilia. Allora, il fatto di andare a Roma e tornare, no? Perché ho fatto sempre così da quando ero ragazzo, è sta cosa di questo legame con la Sicilia, che a volte è un beneficio, no? A volte è anche una dannazione, perché noi siamo così. Mi hanno fatto un'intervista alla Voce di New York qualche mese fa e mi chiedevano che tipo di siciliano ero. Che sono un siciliano. Poi c'è un siciliano mite, c'è un siciliano di scoglio. I siciliani siamo siciliani, siamo, diciamo, una bellissima razza forse a sé. Sì, non c'è una definizione. Sì, il siciliano di scoglio è quello che non si vuole mai allontanare in ogni caso dalla sua terra. Ma qua il discorso è differente, perché a me piace stare qua, si sta bene. Per fare questo lavoro abbiamo un teatro a cielo aperto, voglio dire, e quindi effettivamente non ci potrebbe mancare nulla. Scrivi bene quello che devi scrivere. Fai onore alla Sicilia. Sono Ignazio Bonaventura, lei è il professor Trovato? Sì. Io sto scrivendo un libro sui siciliani e volevo farle qualche domanda in merito. Un libro sui siciliani. I siciliani vennero capo e fottere e arrestemmo fottuti. Scrivicillo un libro questa cosa, scrivicillo. Chissà quanti milioni sono poi i siciliani sparsi nel mondo, che hanno un'identità, una caratteristica, uno stesso scruscio di carretto. Ma te lo vuoi cercare un lavoro? Io un lavoro ce l'ho, vado in giro con la lapa, raccatto ferro e cerco di venderlo. In centro. O paese? Sì. E chiamasi. Grazie. Contendete, chi può fare, i cose vanno da così. Una volta era terra bruciata, oggi è terra. Scrive molto di quel piace. Ti devo dire quello che mi dice mia madre ogni volta che mi sente. Cioè? Mangiasti. Ogni siciliano è, difatti, una irripetibile ambiguità psicologica e morale. Un Babbiuni è un ragazzo che non capisce molto le cose. Qui appare come uno scandalo, un'invidia degli dèi. Ma che fai? Io voglio stare in mezzo a voi per esporvi quello che è il mio e il nostro programma elettorale. Ma noi non è che siamo buoni, noi siamo i meglio siamo. Gli siciliani così si beve oggi. Diciamo, questo ragazzo comunque, cioè il protagonista del film, naturalmente va in giro per la Sicilia a intervistare questi siciliani che alla fine che ce l'hanno fatta. Sì, allora lui, la partenza è questa con la domanda del Gattopardo, del principe. Vuoi raccontare? Parte da là, dice, ma è vero che
quello che diceva il principe Salina, che per cambiare tutto dobbiamo lasciare tutto come. Allora da questa come dire, non domanda, da questo interrogativo che c'è da millenni, no, in Sicilia, è partito per vedere il popolo, quello vero, perché il protagonista del film è il popolo siciliano. Visto attraverso queste personalità? Sì, no, attraverso gli occhi di questo ragazzo che girando a diversi paesi a piedi, diversi paesi della Sicilia, scruta questi personaggi che trova al bar, al barbiere, cioè, nella vita normale tutti i giorni, e chiede, fa delle domande. In questo giro di interviste va a trovare dei personaggi famosi siciliani che sono riusciti ad andare oltre la Sicilia e chiedere loro come la vedono loro dal continente, no? Senti, e quindi alla fine cosa ne esce praticamente? Alla fine, allora, nel film naturalmente si parla di pregi e difetti, cioè non ho nascosto nulla, non c'è nulla di inventato. Immagino dei siciliani. Sì, tutti i pregi e difetti siciliani, della Sicilia, di quello che siamo, di quello che potremmo essere, di quello che sbagliamo. Cioè non c'è, non è un film cartolina della Sicilia, assolutamente. Ci sono delle immagini belle, ci sono delle scene dove si evince proprio la nostra ospitalità, dove si evince la nostra creatività, ma dove si capisce anche che siamo un popolo a volte immobile ad aspettare chissà cosa, no? Questo lo faccio anche vedere, lo faccio notare, lo dico chiaramente. Sì, ma comunque non pensi che sia proprio un attaccamento alla terra questo fatto? Forse sì. Questo film comunque uscirà nella sala del Rosso di San Secondo, il Cineteatro di Capodorlando, il 15 il prossimo, insomma, il 15 di giugno, e poi sicuramente ci saranno tutta una serie di date confermate. Questo cosa vuol dire per Francesco Lama, diciamo il ragazzo Francesco Lama che si è formato a Capodorlando? No, questa è una grande soddisfazione, infatti vedere un tuo film al cinema, io penso che tutti gli artisti, tutti i registi, è questo un obiettivo che vogliono raggiungere. Sono molto soddisfatto e sono anche felice che le persone che mi hanno conosciuto da una vita, da quando ero piccolo, vanno al cinema a vedere un mio film. È una cosa molto bella e emozionante. Ecco, la produzione, dicevamo poco fa, che comunque è di Capodorlando, anche parte del cast è di Capodorlando. Sì, nel cast ci sono persone di Capodorlando, di Galati Martino Antonio, di Naso, di Messina, diciamo un po' tutta la Sicilia. C'è questa strada alla fine meravigliosa che percorri per incontrare questi personaggi, cioè quanto era Bonaventura percorre per incontrare. Ignazio Bonaventura, che è il protagonista del film. E la cosa bella è che parte a piedi, no? che fa sto giro della Sicilia a piedi, vedendo dei posti che nessuno conosce. Infatti anche nelle note del film c'è descritto che parliamo della Sicilia sconosciuta, cioè non è la Sicilia che tutti conoscono, infatti non c'è Taormina, non c'è Palermo, non c'è Messina, non c'è Agrigento, non ci sono, ma c'è Longi, c'è San Fratello, c'è Naso, c'è Capodorlando, c'è Zafferano Attenneo, Piana degli Albanesi, dei posti che non sono famosissimi nel mondo come potrebbe essere Taormina. Ma volevo sapere un'altra cosa, ma diciamo tu ci hai parlato di quello che ha insegnato questo film eccetera, ma Bonaventura che cosa ha imparato? Bonaventura ha imparato che alla fine non puoi neanche pensarci di scoprire il pensiero filosofico di un popolo, no? Questa è la domanda, sì. Pensiero filosofico del popolo siciliano, impossibile. Però ci ha tentato e ha scoperto tante cose nello stesso tempo. Ci sono state tante persone che hanno creduto nel film, anche perché, come diceva Maria Grazia Cucinotta in tante interviste, l'ha sempre ribadito, chiamandomi folle perché ho fatto un film senza sceneggiatura, senza produzione, senza soldi, senza niente. Quindi quando tu vai da un'attrice, ma da chiunque, e gli proponi di fare una scena di un film e non hai
chiara la sceneggiatura ti potrebbe dire guarda, lasciamo stare. Invece hanno creduto in questo progetto, hanno creduto in me, non so, mi sono forse esposto bene. Sicuramente sì, perché considerando, appunto, ribadiamo che i protagonisti sono Maria Grazia Cucinotta, Leo Gullotta, Ninni Bruschetta, Sperandeo e appunto, cioè diciamo che sono c'è anche Pietrangelo Buttafuoco, che grande giornalista. Vediamo questi personaggi in una veste diversa da quelle. Non vediamo una Maria Grazia Cucinotta come in un film del Postino, diciamo, ma la vediamo a Salina, dove abbiamo fatto sta scena, che fa la parte di se stessa, cioè questi personaggi interpretano se stessi e quindi si aprono ancora di più con molta onestà, diciamo, al pubblico. Sì, quindi diciamo vediamo una Maria Grazia Cucinotta vera alla fine. Certo. Che comunque lei, devo dire, è un'attrice comunque alla fine che è sempre stata più o meno vera, io credo, Mariella Cucinotta, ritengo che... Sì, a parte è stata vera, è una persona molto umile che, come dire, ci sono delle attrici e degli attori che non hanno più i piedi per terra, no? Lei è rimasta con i piedi per terra pensando sempre a Messina, pensando alla Sicilia, la nomina la pensa sempre, purtroppo, come dice Stessa lei. cosa Leo Gullotta, insomma. Sì, sono dei personaggi che hanno fatto fuori successo, però sono stati sempre legati alla Sicilia, sì, anche perché è impossibile. Sì. Come dico spesso io, è un concetto che spesso dice anche Pietrangelo Buttafuoco, no? Perché quando ha scritto il libro Buttanissima Sicilia parte da là, parte la sua intervista, perché la Sicilia è come una donna, o la ami o non la ami, tu la ami, ci litighi, ti lasci, ti rimetti, ma è così, e quindi non c'è un altro aggettivo per definirlo. Adesso parliamo un attimo di Francesco Lama, questo ragazzo appunto che nasce in questo paesino della Sicilia che è Naso e poi alla fine si forma a Capodorlando, e appunto qualcosa sulla carriera di Francesco Lama. Qualcosa in che senso? Ecco, desideravo praticamente sapere quali sono i punti più importanti della tua carriera. A parte lo scherzo. Più significativi, diciamo così. Il punto più significativo è che quando ero ragazzo, come dici tu, perché adesso c'è i capelli bianchi. Ma sempre ragazzo. Sono a 14 anni in Sicilia, a Naso, questo paesino di collina, diciamo, non ti dico sperduto, ma un paesino. Diciamo un po' interno, ecco. E partire con l'idea di fare cinema è stato molto complicato. Ma cosa ha fatto praticamente? Cioè, è nata così l'idea o c'è stato qualcuno importante nella tua vita che comunque ti ha spronato? No, io le persone importanti per questo lavoro sono state due, sono mia mamma, poverina, che non c'è più, e mio padre, che devo dirti che ricordiamoli i genitori. Hanno sempre creduto, anche ci sono stati momenti difficili, hanno creduto in me e mi hanno sempre lasciato fare quello che volevo, perché è stato difficile perché anche la gente, no? Le persone che conoscevi dicevano a mia mamma ma cucina ma si face a Roma, ma com'è pazzo, cioè mi consideravano anche un po' folle, no? Perché non c'erano, adesso c'è un telefonino, fai un film, non c'erano neanche i telefonini, le telecamere erano quelle grandissime che dovevi affittare, non me li volevano dare, cioè, ci sono state anche delle difficoltà belle, però non ti sei lasciato praticamente abbattere? No, non mi sono lasciato abbattere perché sono sempre convinto, se tu credi in qualsiasi cosa, con le difficoltà la porti avanti, qualcosa sempre riesci a fare. C'è stato qualche artista, qualche maestro che vuoi ricordare? Io ricordo sempre con piacere, ho lavorato con tante persone, con tanti artisti, ma ricordo con piacere la prima volta che sono andato su un set vero, che è stato La leggenda del pianista sull'Oceano di Tornatore, che tramite il fratello, che ho conosciuto il fratello Francesco Tornatore, che è una persona stupenda, mi ha ospitato sul set. Io ero piccolo e facevo la comparsa con la scusa di vedere come si faceva un film, quindi sono stato là ed è stata un'esperienza bellissima che mi ha insegnato anche molto.
Sicuramente, quindi se è diventato un uomo di successo naturalmente Francesco Lama lo deve appunto ai genitori e a Tornatore, possiamo dire così. Sì, a Tornatore e tanti altri, perché poi io frequentavo tutti i set che mi arrivavano davanti, io ci andavo. Io lavoravo qua, facevo dei lavoretti, ho fatto un po' di tutto e con i soldi, con lo stipendio mensile che prendevo, in 3 giorni lo andavo a spendere a Roma. Cioè lo sapevano tutti che facevo questo, quindi me ne andavo là a Roma e vedevo dove c'era un set e ci andavo. Ci hai creduto e quindi adesso sei stato ripagato. Ringrazio il regista Francesco Lama di essere stato qui con noi alla Torre del Gusto e ci auguriamo di ospitarlo presto, insomma, di nuovo qui da noi. E intanto ringrazio anche i telespettatori e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Torre del Gusto Channel. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori, come si chiama? Web telespettatori della Torre del Gusto, e grazie a voi per l'intervista e grazie per la vostra ospitalità. Grazie Francesco, grazie ancora e buona serata.